In Italia più di 100 femminicidi dal 1° gennaio. Più di 100 donne che hanno pagato il prezzo più alto per la feroce brutalità di un uomo e di un gesto che forse si sarebbe potuto prevenire. Numeri impressionanti ed eppure ancora non esemplificativi di un fenomeno, quello della violenza di genere, per il quale si stima che in 9 casi su 10 rimanga tuttora sottaciuto. È in quest'ottica che la task force interistituzionale coordinata dalla Prefettura e che coinvolge Forze dell'Ordine, Procura della Repubblica, Soroptimist, Fidapa, Belluno Donna, Fondo Welfare Dolomiti e i comuni di Belluno e Feltre ha introdotto l'importante novità di una consulenza gratuita con un professionista per le donne che scelgono di farsi avanti e segnalare il problema. Gli operatori di primo contatto, che sono le forze dell'ordine o il centro antiviolenza Belluno Donna, avranno a disposizione dei numeri di telefono di professioniste che volontariamente mettono a disposizione le loro competenze, pensiamo ad avvocati, dottori commercialisti o consulenti del lavoro, per poter offrire un primo colloquio gratuito con le donne vittime di violenza, in modo tale da renderle dotte di quelli che sono i loro diritti, le loro possibilità nella loro posizione. Il nostro campo di azione è quello della prevenzione. Prima che accadano azioni gravi, la cui punta massima è rappresentata dal femminicidio, occorre intervenire e dare aiuto alle donne vittime di soprusi, di molestie, di maltrattamenti e di violenze. E la prevenzione è davvero uno strumento efficace. Basti pensare che dei 3.000 casi di ammonimenti su base nazionale la percentuale di reiterazione è bassissima ed è su queste basi che Belluno Donna, forte dei suoi 20 anni di esperienza e delle più di 1.470 donne sostenute nella sua storia, 176 nel solo 2022, lancia l'appello di farsi avanti. Cosa c'è ancora che deve emergere? Quel 94% di donne che non denunciano, che non si fanno vive, non che non denunciano, che non si fanno vive nei centri antiviolenza e che si fanno vive invece quando la situazione ormai è irrimediabile perché arrivano al pronto soccorso o perché non se ne può più e si va in questura.